Buongiorno e bentrovati alla edicola di rassegna stampa TG Plus, anche per oggi con la provincia di Venezia. Partiamo dalla nuova di Venezia e Mestre, l'alleanza tra sanitari e cittadini per difendere la sanità pubblica. Una notizia che un po' di qua rimbalza, un po' di qua e un po' di là. Donadio maxi condanna, 26 anni, si va a Eraclea ma subito libero, accolto il ricorso del capo dell'organizzazione, revocati gli obblighi di dimora per lui e altri 12, potranno andare ovunque fino al processo d'appello anche all'estero. Comunque così è scritto sul giornale e così vuol dire che è stato detto. RSA degli orrori, in 9 rischiano fino a 24 anni, si parla ancora della casa degli orrori di San Donà, e il Bosco dello Sport che si farà a Brugnaro ha deciso di chiedere un mutuo e andare avanti. Capannone in fiamme, fumo e paura per l'ambiente, un detenuto cerca di evadere bloccato mentre scavalca un muro, sono notizie di lato, di spalla, di cronaca. E poi le discoteche e i locali, così Jesolo torna capitale della notte, si sta un po' così riprendendo dopo il Covid. Sembra che funzionino tutte queste feste, tutte queste serate che vengono fatte, speriamo anche per la sicurezza stradale che le cose vadano avanti un po' meglio. Il Gazzettino riporta in alto la sconfitta dell'Italia che non è andata in finale. Eraclea, Donadio condannato a 26 anni, però rimane libero. Alessandro errori a casa di riposo verso il processo del cino di accuse. Ne abbiamo appena parlato, ma sono notizie che rimbalzano in tutti i giornali. La giustizia, via la riforma Nordio. Questa è una notizia di carattere nazionale, come sempre. Sapete che il Gazzettino lo fa. Volando su Venezia con il telefonino, una bella app, l'esperimento di Google. Si potrà così controllare Venezia e andare a vedere proprio i punti particolari. Sarà una cosa molto molto interessante quella che sta proponendo questa grande azienda mondiale. I nostri ragazzi spaventati di fronte agli ostacoli, potrebbe essere sicuramente anche questo un ottimo argomento che possiamo trattare con gli approfondimenti di Focus. Sul Corriere del Veneto invece, nella fotonotizia vediamo la torre di Londra a fuoco, il padovano che si salvò, grazie ai ricordi del sopravvissuto, inciappavo sui cadaveri. E questa è la notizia di cronaca: dormono con la bimba di 4 mesi nel lettone, al risveglio la trovano purtroppo morta. Vedete che anche qui si parla dello stadio, lo farà il comune con i mutui. La notizia invece che impera sul Corriere del Veneto è questa: i giacimenti nascosti del Veneto, carenze di materie prime, il Mise studia le miniere riapribili. In regione addirittura ci sono 13 siti. La pagina di Venezia di Notizie Plus: Mestre a fuoco un solarium, incendio in un magazzino, il sindaco di Fossalta, tenete chiuse le finestre. Vi rinnovo comunque ad andare a vedere proprio tutte le pagine di Notizie Plus. Sapete che da qui potete poi scorrere in basso e trovare anche le notizie delle altre province. Come vedete c'è parecchia informazione anche da noi. È tutto per oggi.